Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Allora, inquadratura diversa, sto usando la mia GoPro falsuccia, se vedete che guardo in giù è perché ho praticamente riesco a vedermi, nel senso adesso vi faccio vedere, vedete? Ho una sorta di inception e praticamente ho deciso di fare questo video nel video e spero tanto che possa piacere perché magari a qualcuno ha sempre avuto la curiosità tipo come fate a fare un video, cose del genere, e questo è quello che faccio io per fare un video. Poi avevo in mente, qualora vi interessi, potrei vedere se riesco innanzitutto, poi qualora ci riuscissi, farvi vedere come creare delle grafiche o comunque fare delle copertine con Photoshop. Se vi interessa vi lascio il sondaggio qui o qui, comunque il sondaggio in alto, e mi raccomando fatemi sapere se volete una sorta di serie su come iniziare ad usare Photoshop, perché alla fine non sono un esperto. Allora, in questo video, questo sarà il video del video. Di quale video? È il video nel video della classifica finale, del pronostico della classifica finale della Serie A 2019-2020. Allora, diciamo che questo video mi è venuto in mente proprio mentre stavo per mettere a posto il tutto e fare il tutto, e quindi ho deciso ok, non metto a posto niente, faccio vedere cosa succede quando devo fare un video. Allora, innanzitutto, dato che è il pronostico della classifica, devo avere un qualcosa di scritto, che è questo qua, dove ho scritto quello che poi sicuramente voi avrete già visto nel video. Poi qui, come potete vedere, ho praticamente tutta la grafica già pronta. Qui è tutta la grafica già pronta, sistemata in modo che dopo posso incominciare a fare tranquillamente le grafiche. Però questo è un processo che accadrà domani, questo accadrà domani. Oggi registrerò soltanto e ho fatto questo, ovviamente poi le grafiche le farò domani. E niente, quindi io direi adesso di andare a apparecchiare il tutto, diciamo. Ok, adesso sono venuto in camera semplicemente per prendere questo oggetto qui, che è un power bank che tra l'altro va anche a energia solare, perché ho la GoPro scarica, quindi perfetto, e mi serve per documentare il tutto. Allora, dato che io la tolgo sempre dalla videocamera, la prima cosa da andare a fare, non so nemmeno se mi sto inquadrando bene, adesso è un po' storto, però vabbè, la prima cosa che bisogna fare è andare a prendere la memoria. Quindi andiamo a prendere la memoria che io tengo in questo cosetto qui. Adesso vi faccio vedere. Tra l'altro prendo anche il tabacco e le sigarette, perché il tabacco e le sigarette, poi il tabacco con i filtri e le cartine, perché sono dei miei fedeli compagni. E si ritorna in camera. Adesso vi faccio vedere la memoria, che non so se a qualcuno possa mai interessare effettivamente, però per completezza di informazioni va fatta vedere. Poi facendolo a una mano è un po' più difficile, però alla fine ci si riesce. Io qui ho le mie alcune memorie, anche se non sono tutte memorie, perché per esempio questo è un adattatore più che una memoria. Questa è la mia prima e storica memoria. Io prima registravo con questa scheda che era lenta, veramente molto lenta, e aveva solo 4 giga di memoria. E invece qua parte tutto, casca tutto, micro SD che volano, perfetto. Questo è un altro adattatore, e qui c'è la memoria che uso io, questa qua da 32 giga. Andiamola a prendere, sempre se ci riesco con una mano. Perfetto.
adesso bisogna, diciamo, allestire il set. Una cosa da fare necessaria, perlomeno per me, prima di incominciare a registrare, intanto sto guardando lì perché c'è lo specchio, diciamo che mi vedo. Prima cosa da fare necessaria, perlomeno per me, affinché possa girare un video in, diciamo, semi tranquillità, anche se adesso è tardi e quindi non dovrei correre alcun pericolo, è quello di chiudere codesta porta e in maniera molto bruta di bloccarla tra l'altro con la maglietta della nazionale, maglietta di Barella, poi, in modo che non possa interferire la mia mamma. Ora c'è da allestire, diciamo, il set vero e proprio. Perché? Perché col fatto che non faccio video con la videocamera veramente da un bel po', penso praticamente dall'inizio dell'estate, la videocamera è riposta lì, sta proprio là dietro. Anzi, l'unica cosa che ho fatto prima era stata attaccare questo qua che è il cavo d'alimentazione della fotocamera. Tra l'altro, se notate, fotocamera che ha questo piattino qua perché questa parte è rotta e quindi tende a crollare ed è necessario un sostegno sotto per forza, perché se no crolla veramente, e quindi ho dovuto mettergli questo piattino. Allora, prima cosa da fare, togliere la videocamera da lì e montarla. Ok, videocamera messa. C'è anche un piccolo problema riguardo a questa videocamera, è che non è proprio un problema della videocamera in sé, ma il problema è del treppiedi, ovvero che è un po' storto. Questo treppiedi è veramente molto storto e quindi ogni volta che posiziono la videocamera, tra l'altro l'ho messa veramente a cazzo di cane, a voi potrebbe sembrare dritta, ma in realtà dritta non è. Quindi cosa si fa? Innanzitutto prendiamo la memoria, eccola. Tra l'altro sì, ho messo la maglietta lì perché mi sono cambiato, ho messo quella del Cagliari. Allora, si prende la memoria e la si inserisce nell'apposito vano. Sentite che terminologie. Ok, fatto ciò, si accende la videocamera. Tra l'altro videocamera che è un reperto storico praticamente. Ok, una volta fatto ciò, che si è accesa, io devo controllare se effettivamente è dritta. Voi praticamente non vedete un cazzo, tra l'altro è molto buia l'immagine, infatti dopo vedrete una cosa, e io vado a controllare quanto effettivamente sia dritta. Non vi faccio vedere la procedura, però comunque dopo vedrete il risultato più o meno. Ok, dovrei aver più o meno sistemato la videocamera, poi gli darò gli ultimi aggiustamenti, però in linea di massima comunque ci siamo. Questa sarà la videocamera e questa è la sedia su cui mi siederò per fare il video. Mancano le ultime due cose prima di cominciare a registrare. La prima, che sembrerà banale ma banale non è, lo vedete inquadrato, è il mio migliore amico durante l'estate, il mio amico ventilatore, che sarà veramente necessario per questo video, perché, o per qualsiasi video girato con la videocamera d'estate, perché altrimenti muoio. E intanto lo comincio ad accendere perché male non fa, e lo posiziono dietro la videocamera senza cercare, cioè senza magari rompere qualcosa, che non è proprio facilissimo, però di riffa e di raffa ci siamo riusciti. Oggi sto dicendo molte volte di riffa e di raffa. Lo alzo un po' per metterlo comunque che mi arrivi addosso, anche se non so quanto possa essere una buona idea, perché dovrei fare anche un'altra cosa che mi sono dimenticato, quindi aspettate un attimo. Ok, eccomi tornato. Allora, mancano veramente adesso, letteralmente dopo il ventilatore, gli ultimi due passaggi. Le due cose che mancavano erano ovviamente il quadernino, perché altrimenti non mi ricordo assolutamente niente, e questo oggettino qua che adesso vedrete, che sarà di vitale importanza. Allora, nei miei video c'è sempre una problematica generale
molto molto importante, una problematica molto molto importante che in un video su YouTube ormai si dà per scontato, ma che può accadere. Nel senso, voi forse vedete benissimo, nel senso vedete che è ben illuminato, io non so poi in post produzione quanto sembrerà effettivamente luminoso, però vi posso assicurare che è una luminosità più che decente. Il problema è che questa videocamera ha praticamente 10 anni, fa schifo, il suo sensore della luminosità fa veramente cagare, non posso aggiustare la messa a fuoco perché è automatica, anzi c'ha pure un pochino di polvere, quindi do proprio una spolverata alla bene e meglio, e quindi ho bisogno per forza di una luce cioè una luce automatica, di un'altra fonte di luce. Io ho sempre provato ad utilizzare questa torcia che vedete è pure bella grossa, però guardate un po'. No, non ci credo, adesso funziona. No, vi giuro ragazzi, non ha mai funzionato. Non ce lo voglio credere. Cioè, per farla funzionare devo girare i video? No, vabbè. Cioè, ho scoperto questa cosa con voi adesso. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Vabbè, ormai non ho mai girato un video con sta cazzo di torcia, quindi la lascio qui, perché ormai mi sono abituato a girarli sempre in un altro modo. Tra l'altro vedete come ho arrangiato il cavalletto per dargli comunque, no, più stabilità, però per farlo sembrare più dritto. Ci ho messo Marchego Getting Up, che spero qualcuno della mia età ci abbia giocato per la Play 2. Veramente bellissimo. L'ho dovuto usare come ehm, zeppa per il treppiedi. Comunque, senza divagare, come andrò ad aumentare la luminosità dato che ne ho carenza? Rendendomi astuto per quanto io possa riuscirci. Come vedete qui ho una TV, che non è una smart TV, però ce l'ho fatta diventare. Con cosa? Con un oggettino veramente molto bello che mi è stato regalato per lo scorso compleanno, ovvero il Chromecast, che è veramente una salvezza. E qui ho anche un pezzetto di cartone che vedete adesso a cosa serve. Allora, mettiamo la TV in questo modo e il pezzetto di cartone lo mettiamo dietro così e aspettate, devo per forza lasciarvi un attimo. Ok, mettiamo il pezzetto di cartone in questa maniera, metto il pezzo di cartone in questa maniera e poi ci adagio il televisore sopra per ottenere una cosa del genere più o meno. Poi ovviamente la accendo, la TV se si accende, ok. Accendo la TV e vedrete che alla fine sì, c'è la luminosità in più, vedete, però nulla di eccezionale. No, anzi, il cartone forse è meglio anche levarlo. Sì, lo levo il cartone. Raga, non faccio video da una vita con la videocamera, quindi mi sono pure scordato come si fa tra un po'. Comunque, posiziono all'incirca la TV alla mia altezza. Penso che questo video durerà veramente un botto. E non mi fornisce tanta luminosità così. Quindi io di mia inventiva cosa faccio? Si prende il telefono. Non vi faccio vedere il codice, pure se tanto non avrete mai il mio telefono, però per sicurezza. Comunque, si va su YouTube. Magari puliamo prima un po' lo schermo. E cerchiamo White Screen 10 ore. Lo troviamo. Tanto questi video la maggior parte delle volte non hanno audio e lo trasmettiamo con il Chromecast, però molte volte, dato che sono lontano dal wifi, succede questo, che non trova il Chromecast, quindi si fa così.
ci si riprova e quando ci riprovo di solito ci clicco sempre prima per vedere se compare. Questa volta compare, quindi ci clicco, vedete che qui si aprirà la cosa di YouTube come fosse una Smart TV e comincio a trasmettere questa schermata bianca che mi permette di avere molta più luce. Siamo arrivati all'ultima parte prima di effettivamente cominciare a registrare, e questa parte include questo oggettino qua, che è un iPod, se non mi sbaglio, di quinta generazione, che è leggermente rovinato, e questo oggettino qua. Che cos'è? Lo vedremo subito. Questo oggettino qua è un banalissimo microfono aggrovigliato. Niente di più, veramente è un semplice microfono che però sarà molto utile, perché io per questo video voglio comunque registrare audio e video da due fonti diverse. Nel senso, la videocamera registrerà sia l'audio che il video, però prenderò poi l'audio dal video che registrerò con l'iPod. Perché? Perché l'audio sarà migliore, semplicemente per questo. E il tutto verrà alimentato sempre da questo power bank, a cui ho attaccato anche il caricatore, che provvedo subito ad inserire nell'iPod, perché comunque avrò bisogno che l'iPod rimanga continuamente in carica, onde evitare di perdere poi l'audio. Detto questo, l'unica cosa che mi rimane da fare è provare prima di tutto a disgrovigliare, termine prettamente tecnico, questo filo, e a vedere se piazzando il microfono e puntandomi il ventilatore addosso non si senta il rumore del ventilatore. Farò questa prova e poi vi dirò com'è andata. Ok, dovremmo esserci, quindi adesso provvedo a registrare il video e poi ci vedremo una volta finito di registrare. Tra l'altro annotiamo che comincio a registrare alle 23:07, non so se si veda, 23:07, e sì, quello dietro è Nandez. Quindi alle 23:07 sto cominciando a registrare e ci vedremo una volta finito il... Ok ragazzi, ho finito il video, adesso mi rimetto il pigiama, mi fumo una sigaretta più che meritata e noi ci vediamo domani per farvi vedere più o meno all'incirca il montaggio e la creazione della copertina. A domani. Ed eccoci qua ragazzi, il giorno dopo, per fare le grafiche del video della classifica. Allora, come potete vedere, qui c'è Photoshop con tutto quello che avevo preparato già ieri, però dato che mi serviranno una grafica per ogni squadra praticamente, cosa farò? Dato che ho il doppio schermo, io di qua voi non lo vedete, però creo una cartella chiamata appunto classifica inizio anno. E in questa cartella andrò a mettere tutte le varie squadre. In che senso precisamente accadrà questo? Allora, voi vedete che qui sia su un lato che sull'altro ci sono tutte e 20 le squadre messe tutte precise. Qua le vedete anche dalla 20ª, che è il Verona, alla prima, che è la Juve. Quindi cosa andremo a fare? Semplicemente andrò a nascondere, a rendere non visibile tutte le squadre, Juventus ovviamente inclusa, e creare una grafica praticamente con ogni squadra. Tipo qua c'è il Verona, qua ho messo il Brescia, quindi la prossima sarà per esempio così, quel dopo ho messo la Spal e quindi dopo sarà così. Avete capito più o meno. Adesso vi andrò a far vedere questa parte molto velocizzata.
Ok, come potete vedere qui ci sono tutte le 20 grafiche che verranno utilizzate poi per il video e adesso manca solo una parte. Allora, col fatto che qui abbiamo finito possiamo, io consiglio per chi si crea delle grafiche prima, salvarle sempre e poi riutilizzarle modificando proprio lo stretto necessario per eventualmente il prossimo anno. Infatti faccio così, salvo e chiudo Photoshop, sempre se si chiude in tempi normali. Detto questo, apriamo Sony Vegas, che è il programma che personalmente utilizzo io per editare i video. Poi se risponde sarebbe molto bello, ok? E precisamente andiamo a fare così, leviamo tutto, quindi selezioniamo tutte e 4 le tracce, perché poi andremo a fare una cosa che vedremo. Allora, da quest'altra parte nell'altro schermo che voi non potete vedere vado a prendere i 2 file di ieri, ovvero la registrazione della videocamera, che è questa qui, togliendo il marker che mi serviva per un'altra cosa, e vediamo che intanto qua sotto nella barra sta praticamente, diciamo, caricando il video, che come potete vedere dura 21 minuti e 51. Oltre a questo video andiamo a caricare anche la registrazione dell'audio che veniva dall'iPod, come vi ricordate, quindi andiamo a caricare anche questo, sempre se Sony Vegas risponde, ovviamente. Ok, si sono caricati tutti e 2 i video. Allora, con il fatto che a noi serve l'audio, sì, è stato inserito un jack, ma è stato inserito mezz'ora fa. Allora, col fatto che a noi serve il video di questo qui, e tra l'altro che bella smorfia, meno male che voi penso non la vediate benissimo, comunque serve il video di questa e l'audio di questa. Cosa andiamo a fare? Andiamo a deselezionare i gruppi, nel senso, il gruppo, come potete vedere, se io sposto il video sposto anche l'audio, quindi noi andiamo, facciamo tasto destro, group, e rimuoviamo. Ok, quindi abbiamo deselezionato l'audio dal video, infatti come potete vedere se sposto l'audio il video rimane lì, e andiamo ad eliminarlo. Parte inversa invece accade qui, al posto di deselezionare l'audio deselezioniamo il video, infatti come potete vedere l'audio rimane al suo posto e possiamo tranquillamente togliere il video. Però c'è un errore in tutto questo, perché a me comunque serve ancora l'audio, questo qua, nel senso c'è un errore, devo eliminarlo dopo. Mi serve ancora quest'audio perché comunque dovrò andare a sincronizzare l'audio registrato con l'iPod con il video. Ok ragazzi, ci sono riuscito, dopo un paio di minuti sono riuscito, penso, perché effettivamente mi sono scordato di fare
la prova sonora per sincronizzare l'audio, perché sono un minchione. Comunque dopo un paio di minuti penso di essere riuscito a sincronizzare audio e video. Quindi fatto questo si procede all'effettivo montaggio del video. Vi salterò questa parte veramente noiosa. Sappiate che in genere comunque per editare un video ci metto mezz'oretta, un'oretta, diciamo, minimo mezz'ora, massimo un'ora, ovviamente escluso il rendering. Quindi ci vediamo dopo averlo perlomeno editato e prima di renderizzarlo. Piccolo consiglio che vi do però prima di farvi vedere la prossima parte è che se voi siete degli youtuber e dovete editare un video o comunque dovete montarlo e quant'altro, ricordatevi di salvare costantemente il file, perché grattatevi onde evita che magari una volta se stacca la luce, va in crash in computer o cose del genere, voi comunque partite dalla parte più vicina possibile e non siete costretti a ricominciare tutto da capo. Questo è un piccolo consiglio che ci tengo a darvi perché mi è capitato ed è un'esperienza molto piacevole. Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, ho finito di editare il video e si è un po' accorciato alla fine, dai, perché comunque dai 21 minuti adesso è arrivato a durare precisamente 19 minuti e 41 secondi, vabbè 17 decimi, ma poco importa. E adesso l'ultima parte l'ho editato tutto, quindi con le grafiche, il video, l'audio registrato dall'iPod e le canzoni in sottofondo. E adesso prima di tutto lo andiamo a salvare, perché comunque bisogna salvarlo, come ho già detto prima. Lo salvo sul desktop, però aspettate, così lo salvo tutto, lo salvo sul desktop, eccolo qua, no, questo PC, desktop, e lo salvo proprio video, magari no con 2D, video, ok, salvato. E adesso lo andiamo a renderizzare. Io da un botto che non faccio questa procedura, è la parte più rompicoglioni secondo me, perché più o meno nel montaggio fai qualcosa, mentre con il rendering puoi fare veramente molto poco, devi soltanto aspettare. Ed ecco qui che il video sta incominciando a renderizzare, quindi noi ci vedremo una volta che è renderizzato per il caricamento. Allora ragazzi, sono tornato in camera mia perché purtroppo di là non posso starci, dato che c'è mia madre che dorme ed ha un DVD e quindi è un attimo che il video poi mi venga bloccato per copyright. Comunque ho finito di renderizzare, all'incirca ci ho messo 1 ora e 40 per un video di quasi 20 minuti, quindi ci può stare. Adesso procederò a fare la copertina e ad upparlo, scusate. La copertina ve la farò vedere e poi il processo di caricamento alla fine potete vederlo voi stessi come procede caricando un video su YouTube, quindi non ve lo sto a far vedere, però la creazione della copertina ve la farò vedere, anche questa velocizzata. Allora ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto e che vi abbia incuriosito il vedere come si gira effettivamente un video di YouTube.
Vi ricordo che troverete comunque il sondaggio in alto comunque perché voglio sapere se vi interessa vedere un video su come creare delle grafiche o delle copertine su Photoshop. Ovviamente non sarà un tutorial chissà che, non sono nemmeno io esperto, però comunque posso darvi qualche consiglio. E poi ci tenevo a salutare Giovanni che mi ha chiesto di essere salutato in questo video, quindi ciao Giovanni. E niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!